Bene, cari amici, siamo arrivati al momento topico. Il tema qui ai Predatori della Scaletta Perduta è ancora quello del mare. E il buon tenore Gianni Mazzone mi ha lanciato una sfida, mi ha dato uno schiaffo artistico con il guanto, come si usava fare in altri tempi. Bello. E mi ha detto: no Lillo, se dobbiamo cantare devi cantare una canzone impegnativa. E allora Gianni, io l'accetto questa sfida, l'accetto e vado avanti. Armiamoci a partite. Va bene, e quindi caro Gianni, io l'unica cosa che ti prego, per favore, non ti arrabbiare se non saprò mettere in atto tutto quello che... No? Vabbè, ok, va bene. Dico, premetto che questa canzone la dedico a Caterina che è qui di fronte a me. Vado? Non so cosa sia la fedeltà. E qui Gianni devo andare sul diaframma, vai, no? vai. La ragione del mio canto, sei un grande, che resistere non può. Questo è bello. Ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. Bravo. Vai Gianni, vai. Se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole fosse veramente, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì gaudir potrei nel mio silenzio il mare calmo della sera. Gianni, ma come fai? Mamma mia. Vorrei una corda delle tue corde vocali, una me ne devi dare. Nel mio silenzio, il mare calmo della sera. Standing ovation, standing ovation. Non c'è bisogno, l'abbiamo. Mi alzo, guarda, l'abbiamo rabberciata la canzone. Anche se non si vede in radio, mi sono alzato, che bello. Non si vede. Guarda, anche io non ho mai visto gli occhi di Caterina con i cuoricini, li sto vedendo adesso, guarda un po', e non c'è niente da fare, quando uno è tenore, è tenore, vabbè. Abbiamo parlato in questa trasmissione di te in quanto tenore, di te in quanto insegnante di canto, di te in quanto anche talent scout, anche attraverso degli stage, formatore anche di ragazze, di cui io conosco anche alcune, con cui ho anche il piacere di collaborare, però di questo stage ce n'è uno in particolare a cui io anche sono personalmente interessato, quello con Marco Rinalduzzi. Con Rinalduzzi, il produttore, quindi di grandi artisti, nonché grande compositore. Certo, grandissimo. Dove si terrà questo stage? Si terrà a Ruvo di Puglia, nel convento dei Domenicani, l'8 maggio. E quindi è pura cultura, cari staremo amici. Insieme, guarda Lillo, saremo insieme tutta la giornata con Marco Rinalduzzi, con la storia della canzone italiana. Senti, allora io l'8 maggio mi tengo apposta disponibile. Ti conservo la sedia. Grazie, conservami la sedia e per maggiori informazioni contattatemi, vi farò sapere qualcosa in più. Ringrazio davvero l'amico Gianni Mazzone della scuola di canto. Non è uno stage, comunque, Sì? Lo chiamiamo stage, ma è un'audizione. Mi piace. Mi hanno promesso che se trovano la persona interessante, sì? fanno il contratto discografico. Va bene, io sono un uomo interessante, attenzione. Lo so, ma anche io. Siamo due interessanti. Cari predatori della Scaletta Perduta, dove siete? Tra la Puglia e la Basilicata noi stiamo cercando voi, e allora per le prossime puntate fateci sapere le vostre richieste, fateci conoscere i vostri gusti, lanciateci le vostre proposte sui temi più disparati, che ne so, la lasagna, la porchetta, tutto quello che vi pare, siamo qui per voi, vi creiamo la scaletta perfetta. Ciao da Lillo Strillo! Ciao! Non mi importa proprio niente
dei commenti della gente, vado avanti sto tranquillo, io mi chiamo Lillo Strillo.